Grazie Presidente. Sono ore calde queste, soprattutto per gli operatori del turismo che sono in attesa del decreto che chiarirà appunto e darà certezza sulle date di apertura e sulle norme relative agli spostamenti tra regioni. Pur nella consapevolezza delle diverse competenze tra il suo Ministero e gli altri, il quesito che le poniamo è per capire se intende utilizzare anche questa occasione non solo per confermare la data del 15 maggio come data di apertura della stagione estiva, ma anche il fatto che i protocolli di sicurezza siano, come pare da indiscrezioni, i medesimi dell'anno scorso, e se è in grado di anticipare qualche dettaglio sul pass per lo spostamento tra regioni, in modo da consentire agli operatori del turismo di incominciare ad attrezzarsi e poter informare in maniera corretta anche i propri potenziali clienti, che speriamo siano molti. Grazie. Grazie, prego signor Ministro. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto ribadisco lo sforzo che stiamo facendo come Ministero per individuare soluzioni efficaci in relazione alle problematiche evidenziate dagli onorevoli interroganti, anche per quanto riguarda gli spostamenti interregionali e le riaperture dell'attività del settore turismo. Ciò in quanto siamo assolutamente consapevoli dei danni enormi subiti dal comparto produttivo dell'industria del turismo e dal relativo indotto per gli effetti della pandemia, e soprattutto siamo consapevoli della significativa rilevanza che tale settore riveste in ragione delle numerose imprese che la compongono e che si caratterizza senza dubbio come un'eccellenza nazionale. Ci stiamo adoperando per individuare le condizioni per procedere con ogni possibile sollecitudine alla riapertura della filiera turistica in sicurezza, da effettuarsi sempre nel rispetto delle imprescindibili prescrizioni e precauzioni di carattere sanitario necessitate dalla presenza del virus, armonicamente e ad una prosecuzione a ritmi importanti della campagna vaccinale e alla predisposizione degli opportuni protocolli di sicurezza. Condivido l'attenzione che gli onorevoli interroganti ripongono sulla tematica relativa alla libera circolazione sul territorio, anche per finalità turistiche, tant'è che proprio in questi giorni ci stiamo adoperando con le altre amministrazioni competenti per affinare e ottimizzare le modalità operative del cosiddetto Green Pass certificato verde, nonché del Green Pass certificato verde a livello europeo, che sarà oggetto di un'importante interlocuzione nel prossimo G20 ai primi di maggio. Personalmente condivido anche l'esigenza di individuare date precise di riapertura e mi adopererò concretamente, come già fatto tra l'altro, a tal fine condividendo quanto preannunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella conferenza stampa del 16 aprile, durante la quale il Premier Draghi ha preannunciato alcune date fondamentali per la riapertura dell'attività di ristorazione degli spettacoli dal 26 aprile, per la riapertura delle piscine all'aperto e degli stabilimenti balneari dal 15 maggio, per lo svolgimento di convegni e congressi e fiere dal 1 luglio, anche se forse ci sarà un'anticipazione al 15 giugno. Quanto sopra non esaurisce lo sforzo teso ad agevolare le riaperture di tutta la filiera turistica, ma costituisce un primo punto fermo in vista dell'imminente periodo estivo, che tiene conto delle tempistiche necessitate dalle prenotazioni dei turisti e dalle correlate esigenze degli operatori di settore. Penso che dal Consiglio dei Ministri che ci sarà oggi pomeriggio ci saranno ulteriori chiarimenti e specificazioni in tema. Ce lo auguriamo. Prego, onorevole Moretto. Grazie Presidente. Ringrazio il signor Ministro per la risposta, sapendo anche che anche lui deve attendere le ore tecniche necessarie per il Consiglio dei Ministri. Ovviamente avremmo magari voluto qualche anticipazione, proprio perché siamo al 21 di aprile, il 15 maggio è dietro l'angolo e le attività del turismo, oltre ad attrezzarsi per poter aprire in sicurezza, come giustamente diceva il Ministro, che rimane la priorità, e quindi hanno bisogno di capire se le regole, i protocolli sono gli stessi dell'anno scorso. C'è in più questa novità, che è appunto quella degli spostamenti per motivi turistici, sulle quali è necessario sapere con rapidità quali saranno anche i documenti da produrre e le modalità di questa certificazione. Ovviamente noi auspichiamo che non si introducano ulteriori e difficoltose procedure, ma che si utilizzino anche gli strumenti digitali che sono già a disposizione di cittadini operatori, e che quindi gli operatori degli stabilimenti, gli albergatori, tutti coloro che fanno attività
di accoglienza siano in grado di informare con il dovuto anticipo e con la dovuta precisione i loro clienti, in modo da poter garantire, come si diceva prima, la sicurezza, ma anche una immediata operatività della stagione turistica già dal 15 maggio. Quindi aspettiamo in queste ore e apprezziamo il suo impegno. Grazie.